L'aggressione di Vladimir Putin all'Ucraina ripropone al mondo una riflessione sullo sterminio nucleare. La Costituzione del Kosovo, i diritti di genere e il ruolo dei soldati italiani della missione di pace. Il destino di un giovane immigrato albanese che nella vita ha avuto l'affetto e l'amore di 3 madri. Il ruolo di Havel nella costituzione della democrazia in Repubblica Ceca, raccontato da un suo amico. Katie, film della regista Milica Tomovic, racconta l'infanzia di una bambina nella Serbia degli anni 90. Lo sterminio atomico, l'aggressione di Putin all'Ucraina ripropone all'umanità l'incubo che l'accompagna dalla distruzione di Hiroshima. Il Cremlino, per affermare lo status di superpotenza della Russia, sfrutta anche questa paura. Lo fa mostrando al mondo le immagini del lancio del missile balistico Sarmat, ma lo fa anche mostrando le esercitazioni fatte con armamento nucleare dall'esercito russo a Kaliningrad con lo schieramento dei missili Iskander. Il comando russo ha spiegato che si è trattata di una simulazione elettronica, la paura però rimane. In questo momento il pericolo nucleare non è il pericolo più attuale e più presente. Putin utilizza il sistema nucleare come arma di deterrenza e dissuasione verso la NATO e verso l'Unione Europea. È vero che ha alzato il livello di allerta a livello intermedio, senza avvertire né gli Stati Uniti né il comando della NATO. Tuttavia questo viene fatto soprattutto per scopi di potenza e di dissuasione nei confronti dell'Europa, di tutti coloro che hanno deciso di assistere e di aiutare militarmente l'Ucraina. Gli analisti militari da anni discutono della possibilità di un uso limitato, tattico, circoscritto geograficamente a singoli obiettivi delle armi atomiche. È possibile che i comandi russi decidano di usare atomiche tattiche in Ucraina? No, anche se la dottrina della Federazione Russa prevede che nel teatro il capo di Stato Maggiore, in un caso di necessità, possa tirare un'arma tattica, quindi una cosa molto pericolosa e anche molto imprevedibile, Putin e lo Stato Maggiore sanno che la risposta sarebbe della NATO completamente automatica e quindi non avrebbe nessun utilizzo pratico, per cui non risolverebbe sicuramente niente sul campo di battaglia, anzi determinerebbe praticamente la distruzione nucleare da entrambe le parti. A differenza degli Stati Uniti, dove le ultime fasi di attivazione delle armi nucleari strategiche sono automatizzate, i russi non hanno ancora demandato quest'ultima terribile decisione alle macchine. Secondo la dottrina nucleare russa, l'uso dell'arma atomica è organizzato in 4 fasi. In questo momento nella dottrina sono previste 4 passi in graduale aumento rispetto all'ordinario, che è il primo. Il secondo è l'allerta, è quello in cui si trova adesso la forza nucleare della Federazione Russa. Il terzo è massima allerta, il quarto è pronti, significa che praticamente la decisione riguarda circa 1800 missili che sono pronti per essere lanciati al minimo ordine del Comando Supremo. Da chi è composto il Comando Supremo? Il Ministro della Difesa, Putin, e il generale comandante sul campo di teatro, in questo caso Gerasimov. La NATO sta aiutando l'Ucraina con materiali, informazioni e armi, aiuti che si stanno dimostrando decisivi. Qual è la linea rossa che la NATO non può superare? Vi sono 2 elementi che potrebbero far ritenere il coinvolgimento diretto da parte dello Stato Maggiore della Federazione Russa. La dichiarazione della no-fly zone e il tiro di missili da territori che non sono quelli dell'Ucraina e quindi territori NATO. In questo caso sia la copertura missilistica sia la no-fly zone verrebbero considerati da Putin come un intervento diretto della NATO e degli Stati Uniti nella vicenda dell'Ucraina e naturalmente da qui potrebbero trarne tutte le conseguenze, forse anche le più pericolose e le peggiori. Ma in questo momento la NATO e gli Stati Uniti hanno dichiarato apertamente di non voler usare nessuno dei 2 sistemi. Nel mondo 12 paesi possiedono armi atomiche.
La Russia di Putin ha 5.977 bombe nucleari, gli Stati Uniti 5.428, la Cina ne ha 350, seguono Francia e Regno Unito rispettivamente con 290 e 225, poi le potenze asiatiche, Pakistan e India con 165 e 160. Israele si stima abbia 90 ordigni nucleari, mentre la Corea del Nord ne ha 20. L'ultimo Gay Pride di Pristina si è tenuto il 1° luglio scorso, con centinaia di persone che hanno sfilato nella capitale del Kosovo. È stato il quinto in uno dei pochi paesi al mondo in cui il diritto a non essere discriminato per il proprio orientamento sessuale è inserito nella Costituzione. Le organizzazioni per i diritti LGBT puntavano anche al riconoscimento del matrimonio fra persone dello stesso sesso nel nuovo codice civile, redatto al termine di un lungo processo partecipativo finanziato dall'Unione Europea, ma nella bozza finale approvata dal governo a fine dicembre questo riconoscimento non c'è, mentre è prevista l'unione civile fra omosessuali. Questo ha provocato le proteste congiunte di 6 associazioni che hanno denunciato il testo come incostituzionale in virtù proprio della legislazione avanzata del giovane Stato balcanico. Se uno va a guardare le statistiche di ILGA o comunque di altre organizzazioni internazionali che parlano di diritti LGBT, il Kosovo in realtà da un punto di vista formale arriva prima dell'Italia. Questo non vuol dire che nella vita vera le cose siano così. È molto difficile in Kosovo fare coming out, essere aperti e vivere la propria vita in libertà. Così Luca Tesei Libassi, bolognese, che lavora in Kosovo e si occupa di diritti umani e in particolare LGBT. Un aspetto positivo, aggiunge, è però la maggiore attenzione su questo tema anche da parte dei media negli ultimi tempi. Maggiore attenzione che in Kosovo è posta su tutti gli aspetti legati ai diritti umani, sui quali però, è stato sottolineato anche negli ultimi rapporti dedicati, c'è ancora molto lavoro da fare. Anche sulla questione femminile, in un paese che ha visto comunque incrementare la presenza delle donne nelle istituzioni, a partire dalla Presidente della Repubblica, la 39enne Vjosa Osmani, e nel mondo del lavoro. Ma troppi casi di violenza, femminicidi e mancata giustizia negli ultimi anni hanno portato a diverse manifestazioni di protesta che non sono più limitate alle grandi marce in occasione dell'8 marzo, in cui si chiedevano anche modifiche alla legge sulla famiglia, che ora la bozza del nuovo codice civile sostituisce. E la pandemia non ha migliorato la situazione. Il tema è seguito da vicino dalle istituzioni e organizzazioni internazionali presenti a Pristina e anche dalla KFOR. Dagli anni 2000 le donne erano circa l'1% rappresentate all'interno delle istituzioni, adesso siamo arrivati all'11% e sono rappresentate sia nell'HP, cioè nelle forze di sicurezza, sia a livello istituzionale. Invece una delle problematiche piuttosto gravi è la violenza domestica, soprattutto dopo il periodo Covid il numero è aumentato notevolmente. Il Liaison Monitoring Team è una unità della forza multinazionale militare che ha il compito di mantenere il contatto con istituzioni, società civile e popolazione locale per evitare che nascano nuove tensioni a tutti i livelli. Monitoriamo sia i social media ma anche le attività che avvengono dal punto di vista politico, economico, sociale, tutto ciò che potrebbe creare un problema dal punto di vista interetnico all'interno del territorio del Kosovo. Nel paese, che ha 1.800.000 abitanti, ci sono stati 10 femminicidi negli ultimi 2 anni. Nel 2021 sono stati denunciati alla polizia 2.000 casi di violenza domestica. Sono stato fortunato e, a dire la verità, anch'io mi domando a cosa è dovuto tutta questa fortuna.
Altin Doda, imprenditore, oggi vive in Albania, suo paese natale. A 46 anni, passeggiando tra i luoghi dell'infanzia, si guarda indietro e pensa come sia stato possibile essere abbandonato alla nascita e subito adottato da una nuova famiglia. La madre Fat Pardà e il padre, un militare da poco deceduto, lo ricoprono di amore per tutta la vita. Con loro Altin ha un'infanzia felice, poi nel 91 l'emigrazione. Il sogno italiano è quel viaggio impossibile sulla prima nave che arriva a Brindisi nel 91. Superando le difficoltà dei primi tempi, Altin si stabilisce in Emilia-Romagna e lì trova dei nuovi genitori, i coniugi Lugli di Carpi, che dopo anni di amicizia via via sempre più intensa, con il consenso della famiglia albanese lo adottano ufficialmente in base alla legge italiana. Infine il ritorno in Albania e, come un colpo di scena, l'incontro con la madre naturale e la scoperta del perché di quell'abbandono. Tramite amici sono riuscito ad avere il decreto del Tribunale del 73. È una storia di regime, una delle tante storie dell'oppressione del regime, dove una ragazza madre, in pratica, è stata obbligata a far nascere il proprio figlio per poi doverlo lasciare il giorno dopo. Del padre di Altin si sa poco, probabilmente era maggiorenne e proveniva da una famiglia vicina al regime. La polizia fu subito informata. Hanno dato delle indicazioni su 2 strade da seguire. Una era l'aborto, al quale mia nonna, quella che è stata mia nonna ma io non l'ho conosciuta, non ha accettato. L'altra era portare avanti la gravidanza, però al momento della nascita il bambino doveva essere allontanato dalla famiglia. E questo è stato fatto. Al che hanno preso lei al 6° mese e l'hanno mandata in un paesino. In base alle ricostruzioni di Altin, la struttura dove la ragazzina fu isolata in attesa del parto corrisponde a questo edificio abbandonato in un villaggio vicino Tirana. Mi ha fatto nascere il 1° febbraio 73 la mattina. Il giorno dopo la polizia, insomma le persone del regime hanno preso lei e me. A me mi hanno portato in orfanotrofio e lei l'hanno mandata a casa, insomma. E dopodiché da lì io non so più nulla. Altin fa le sue ricerche, vede il profilo della donna su Facebook, scopre che abita nella stessa casa di 40 anni fa, che non si è mai sposata né ha avuto altri figli. Decide di andarla a trovare accompagnato da un amico. Ripercorriamo con Altin la stessa strada ed ecco Katie Musina, oggi 60enne. Signora, quando ha visto per la prima volta quest'uomo davanti alla sua porta, cosa ha pensato? Un flash. È stata una grandissima emozione. Fu mia madre, la nonna di Altin, a soffrire maggiormente. La voce si sparse nel quartiere e alla fine arrivò la polizia. Io tornai all'orfanotrofio dopo un anno dal parto, ma mi dissero che il bambino era morto. Abbiamo sofferto tantissimo. Dei miei 6 genitori, ognuno ha la sua parte. Uno perché mi ha fatto nascere, loro mi hanno fatto crescere, mi hanno portato fino a 18 anni con un'educazione e con delle basi e dei valori familiari, e l'altra famiglia mi ha fatto crescere come uomo con delle basi di vita, ecco, ma di vita europea, nel senso di vita italiana. Praga, città della primavera, delle rivolte dolci e della musica underground, dove un poeta, dissidente, prigioniero politico e borghese diventò il presidente. Václav Havel, il leader della rivoluzione di velluto che liberò la Cecoslovacchia dal controllo sovietico. Ma qui non racconteremo la storia di un uomo, ma di un'amicizia.
Nella biblioteca Václav Havel, che conserva l'eredità culturale dell'ultimo presidente della Cecoslovacchia e primo della Repubblica Ceca, incontriamo il direttore, Michael Żantowski, che di Havel fu portavoce e soprattutto amico. Ci conquista quando dice: la nostra amicizia fu una delle cose più belle che mi sia mai capitata nella vita. Io ho avuto il piacere e l'onore di aver frequentato Havel per 30 anni della sua vita. Gli ero vicino, sono stato il suo portavoce e persino il suo ambasciatore all'estero. Devo molto a lui e alla nostra amicizia, che è stata una delle migliori cose che mi sia mai capitata nella vita. Credo profondamente che il suo esempio sia il modello al quale ci dobbiamo ispirare in un paese democratico e libero come il nostro. È per questo che sto facendo questo lavoro e mi sta piacendo tantissimo. Żantowski, testimone in prima persona di una vita straordinaria, ha scelto in segno di riconoscenza di scrivere la biografia di Havel, uscita in Italia ora, 10 anni dalla sua morte. Titolo Havel, una vita, e racconta lo straordinario percorso a partire dalla gioventù a Praga, segnata dal colpo di stato comunista, poi la primavera di Praga, gli anni del carcere, fino alla sua esperienza da capo di Stato. Io non avevo mai pensato di scrivere su Havel mentre lui era vivo, ci vedevamo tantissimo, ero sempre in sua compagnia, potevo confrontarmi e scambiare idee con lui in qualunque momento, ma quando morì per me fu uno shock. Tutti sapevano che era malato, me lo era già stato in passato, aveva una forza straordinaria e aveva sempre reagito. Eravamo tutti convinti che sarebbe successo di nuovo, ma così non fu e io per molte settimane non sono riuscito ad accettarlo. Solo poi ho realizzato che forse avrei potuto restituirgli una piccola parte di tutto ciò che da lui avevo ricevuto, e così a un mese esatto dalla sua morte iniziai a scrivere. 3 anni di intenso lavoro dal suo ufficio d'ambasciatore a Londra. La biblioteca collaborò inviando documenti e materiale prezioso. Ispirato alle library presidenziali statunitensi, il centro studi è molto attivo nella promozione del pensiero dello statista ceco e delle sue opere sia politiche che teatrali, e propone seminari, concerti, conferenze. Havel è ancora il più popolare e ammirato uomo di questa nazione negli ultimi 100 anni. Per molte persone lui rappresenta l'uomo politico che si è formato con responsabilità, con impegno politico e profonda umanità. Politici come lui sono merce rara oggi. L'eredità di Havel è anche dibattuta, poiché rappresenta alcuni valori che oggi sono messi in discussione, tra questi l'appartenenza all'Europa. C'è una nuova generazione che è nata dopo il comunismo in una Unione Europea ormai costituita, e molti di questi giovani prendono l'Europa come qualcosa di garantito, ma io penso anche che la recente pandemia da Covid e le conseguenze economiche abbiano spaventato molto le persone e la loro idea di futuro. Żantowski è ora membro della Global Commission for Post-Pandemic, un ente internazionale che ragiona e propone interventi economici e sociali per far fronte al post-Covid. Difficilmente la società impara dai propri errori. Forse alla fine di questa pandemia non saremo una società migliore, ma almeno saremo un po' più saggi e forse un po' più, e Havel lo apprezzerebbe, umili e modesti rispetto al nostro presente e futuro, e un po' più grati per quello che abbiamo. Present and future, a little bit more grateful for what we have. Un film che intreccia destini e storie di persone comuni, con sullo sfondo la Serbia del 1993, un paese che invia soldati a combattere in Bosnia e Croazia, con le famiglie costrette dalla guerra e dalle sanzioni internazionali a sopravvivere commerciando al mercato nero. Il tutto concentrato nella interminabile giornata del compleanno di una bambina di 8 anni. Questo è Kelti, film d'esordio della regista belgradese Milica Tomović. Htjela sam da napravim film koji je kao ensemble film, u smislu da ima veliku količinu glumaca. Volevo fare un film corale con moltissimi attori e, cercando il soggetto, ho realizzato che dovevo fare il film sul compleanno di una bambina di 8 anni nel 1993, anno in cui anch'io, bambina, festeggiavo il mio compleanno. Nel contesto delle guerre jugoslave, una famiglia si ritrovava a dover fare torte, preparare tartine. Volevo raccontare cosa succede quando gli ospiti adulti, parenti e genitori dei bambini invitati si ubriacano
e come la famiglia regge lo stress. Celti non è solo un racconto familiare, ma propone anche una lettura dei conflitti sociali e culturali che hanno attraversato la Serbia, lo scontro tra un paese rurale, periferico e, d'altra parte, il cosmopolitismo della capitale Belgrado. Sullo sfondo della famiglia tradizionale emergono nuove forme di sessualità, ma a dominare è ancora il patriarcato. La protagonista femminile per realizzarsi deve incontrare un uomo violento. Iskreno mislim da su se stvari desile slučajno, gradeći likove. Sinceramente credo che i destini dei protagonisti si siano cristallizzati nel processo di scrittura. Man mano che scrivevo il copione, costruivo i vari personaggi e indirizzavo le loro storie e contraddizioni. Da qui il racconto di come le persone che si dedicano soprattutto al ruolo di genitori possono ritornare ad essere uomini o donne, con i propri bisogni, anche sessuali, in un matrimonio che non funziona più. Celti si sviluppa con ritmo, con situazioni che si prestano a più letture. Lo spettatore rimane affascinato dai dettagli, dalla cura con cui è stata ricostruita la quotidianità degli anni 90 in Serbia. Milica Tomovic per Celti ha ricevuto il premio per la miglior regia al Festival di Sarajevo e una menzione speciale al Trieste Film Festival.